Benvenuti, oggi è giovedì 2 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 16:52. La luna si leva alle 9:23 e cala alle 19:35. La Chiesa oggi celebra San Basilio. Il nome Basilio deriva dal greco e significa regale. Oggi, 2 gennaio, nel mondo continuano i festeggiamenti che girano attorno al giorno di Capodanno. In particolare in Giappone questo periodo viene detto Shogatsu ed è dedicato alle visite familiari e ai templi per preghiere di buon auspicio per il nuovo anno. Molti giapponesi partecipano ad attività tradizionali come Hatsumode, la prima visita dell'anno al santuario. Anche in altri paesi in giro per il mondo continuano le tradizioni di buon auspicio, come in Colombia, in cui si è soliti passeggiare con una valigia vuota per augurarsi viaggi nel nuovo anno. Compie 90 anni Gianna Ralli, attrice romana che ha lavorato con Monicelli, Scola, Rossellini e De Sica. Tra i tantissimi film ricordiamo Il generale della Rovere. Nel 2022 le è stato assegnato il premio alla carriera dall'Accademia del Cinema Italiano nell'ambito della 67esima edizione dei David di Donatello. Auguri al comico fiorentino Paolo Handel, oggi 73enne. Comincia col cabaret, poi il cinema e la TV, con il famoso spot della pastiglia Balda. Ma il tormentone è "E la lira si impenna", frase cult del personaggio Carlo Pravettoni in Mai dire gol. Il personaggio fa il suo ritorno in occasione dell'ultima puntata della seconda stagione del programma Jalapas Show. Fiorentina anche la giornalista Cesara Buonamici, che festeggia 68 anni. È il volto simbolo del TG5, per il quale lavora fin dal lancio nel 1992. È stata opinionista del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini nel 2023, e nel novembre dello stesso anno è diventata direttrice ad personam del TG5. Aveva solo 40 anni. Fausto Coppi morì in un ospedale piemontese il 2 gennaio del 1960 per la malaria, contratta durante una competizione in Africa. Era stato una leggenda del ciclismo quando lo sport su 2 ruote riscuoteva un enorme successo. Storica la sua rivalità con Gino Bartali nel periodo più luminoso per questo sport in Italia. Sapete da dove ha origine il nome Big Bang? Fu ideato dallo scienziato e scrittore di fantascienza inglese Fred Hoyle. La prima volta venne utilizzato durante una trasmissione radiofonica della BBC Radio, nel lontano marzo 1949, con assunzione dispregiativa in quanto Hoyle non condivideva questa teoria di origine dell'universo, motivo per cui la descrisse come idea del grosso botto, da cui appunto Big Bang. Buongiorno ai 12, oggi luna congiunta a Plutone, con grande estro e fantasia dal regno dell'Acquario lo zodiaco si movimenta. Vediamo come Ariete, decisamente molto intrigante questa luna congiunta a Plutone, che tra qualche tempo raggiungerà Venere, ma sempre all'insegna della fantasia e dell'estro. Avete veramente cambiato vita con l'anno nuovo ed è soprattutto all'insegna dell'amore che vorrete procedere. Toro, Luna e Venere, Plutone contro, è decisamente un po' difficile e sperare che oggi la giornata prosegua in maniera del tutto serena, per cui cercate semplicemente di tenere a bada le tensioni in amore e di farvi forte del fatto che a volte un po' di variazione di fantasia non guastano nel rapporto. Siate accomodanti. Gemelli, la giornata di oggi prevede un bellissimo trigono tra la Luna e Giove che ospitate nei vostri gradi. Oggi è una giornata di ispirazione, rilassati e pronti, vi sentite adeguati per affrontare il nuovo anno con una grande forza e vigoria. Intellettualmente avete l'attitudine mentale più positiva.
Cancro, giornata oggi che vede proprio la vostra dea, la vostra luna, intrigare e tessere trame orditi con un Plutone misterioso e incredibilmente seduttivo. Oggi è una giornata da dedicare alle passioni, dateci dentro. Leone, giornata oggi che prevede l'opposizione della luna e di Plutone proprio sul vostro Marte, una giornata un po' nervosa in cui dovrete ripiombare nella realtà e iniziare dei nuovi regimi in termini di tempo, di orario, di agenda, di lavoro e di scadenze importanti. Vergine, giornata decisamente interessante per voi, visto che il cielo prevede dei movimenti planetari che presumono delle novità. Saturno in particolare preme molto sul lavoro ed è necessario, secondo Nettuno, chiarire tutta una serie di accordi e procedere un po' più velocemente. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede una grande creatività. La Luna e Plutone misteriosi vi intrigano verso un nuovo amore. Anche Venere, che prima di saltare in pesci vi strizza l'occhiolino e vi raccomanda di assolutamente utilizzare il vostro fascino. Per adesso ne avete da vendere. Scorpione, a proposito di fascino, Luna contro oggi, ma sempre congiunta e direttamente collegata col vostro Plutone. Un Plutone che vi dà delle suggestioni e delle intuizioni molto valide, che soprattutto vi permette di sbaragliare letteralmente la concorrenza al lavoro, quindi siate ambiziosi, dateci dentro. Sagittario, giornata oggi molto amica, proprio perché la Luna dall'amico Acquario vi darà tutti gli stimoli creativi necessari. Anche Venere e strizza l'occhio. Ecco, oggi potrete incontrare una persona molto cara e parlare chiaro in termini di sentimentali con il partner, addivenire ad una risoluzione dei problemi e decidere di andare avanti. Capricorno, giornata oggi molto interessante. Luna e Plutone già sono in piena attività, perché nell'economia e nelle azioni pratiche che volete immediatamente intervenire, trasformare. Forza, il periodo di feste per voi è già passato, anche se c'è ancora l'Epifania davanti e morite dalla voglia di essere più attivi che mai. Acquario, giornata molto piacevole oggi, con una Luna congiunta a Plutone che vi dà forza e creatività. L'opposizione con Marte potrebbe lasciare un sottofondo di nervosismo, ma oggi siete talmente così pieni di estro che qualunque cosa la farete scivolare via con grande nonchalance. Pesci, giornata oggi molto empatica, molto intuitiva, un Plutone intrigante che vi permette di arrivare di nuovo ad operare con una consapevolezza del tutto nuova. Più sicuri di voi e molto più forti, oggi riuscirete a trasformare una piccola defiance in un grande successo, proprio perché sarete incredibilmente intuitivi e oggi in maniera inedita furbi. Era il terzo trapianto di cuore al mondo, ma soprattutto il passaggio di organo da un uomo di colore a uno bianco, in Sudafrica, flagellato dal razzismo. A effettuare l'intervento il 2 gennaio del 1968 fu il famoso cardiochirurgo Christiaan Barnard, un'operazione storica che suscitò anche grandi polemiche. Spero non ve l'abbiano mai detto, ma sicuramente l'avrete sentito dire. Vecchio come il cucco. Cucco sarebbe il nome dell'ultracentenario Abacucco, un profeta. Secondo alcuni sarebbe vissuto quasi quanto il leggendario Matusalemme, che per la tradizione biblica avrebbe avuto una vita lunga quasi 1000 anni. Per altri studiosi, invece, l'origine potrebbe risalire al cuco, un fischietto in terracotta, spesso a forma di uccellino, probabilmente è il più antico giocattolo sonoro mai costruito. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Aveva paura degli aghi, del sangue e degli aerei. Ma il russo Isaac Asimov, scrittore di fantascienza vissuto nel secolo scorso, volava con l'immaginazione. A lui si devono le famose 3 leggi che regolano i comportamenti dei robot. Cagionevole di salute, morì di AIDS a causa di una trasfusione di sangue infetto.
Ci salutiamo con la frase del giorno. E come diceva Isaac Asimov, la violenza è l'ultimo rifugio dell'incompetente. E con questo siamo giunti anche oggi alla fine della nostra puntata, ma vi aspetto anche domani per svelarvi tante nuove curiosità ed iniziare come sempre un nuovo giorno insieme. Mi raccomando, non mancate! Buona giornata dalla vostra Martina!